Michele Butterle, segretario nazionale di FIAB, e si occupa di Alberga Bici tra i vari progetti, che è una rete di strutture attrezzate per il cicloturismo. Ecco, ci sono delle novità quest'anno, di cosa si tratta? Due grosse novità, importanti novità. La prima è che la FIAB ha stipulato una convenzione con la nostra federazione cugina tedesca, che si chiama ADFC, Allgemeine Deutsche Fahrradclub, che ha 150.000 soci in Germania, quindi è 10 volte più grande della FIAB, e nella rivista che arriva ai soci della DFC c'è una pubblicità di Alberga Bici, ed è scritto che tutte le strutture che offrono sconti per i soci FIAB offrono sconti anche per i soci della DFC, e quindi è una molla, diciamo così, un incentivo affinché i cicloturisti tedeschi che vengono in Italia usino sempre di più Alberga Bici. Già è abbastanza usata, ma ci aspettiamo dalla stagione prossima che sia ancora più usata, che la pubblicità della rivista va spedita a giugno e a novembre, quindi abbiamo già iniziato a giugno, a novembre verrà ripetuta e anche l'anno prossimo. Certo. La seconda iniziativa? La seconda importantissima novità è che FIAB ha stretto una partnership con Trenitalia, quindi nel sito trenitalia.com da novembre in poi ci sarà una pagina dedicata ad Alberga Bici, e in tutti i canali di comunicazione di Trenitalia, quindi a cominciare dalle televisioni che sono in stazione, che sono sui treni, nelle riviste che si trovano sui treni, eccetera, oltre che nel sito, si parlerà di Alberga Bici. In cambio noi chiediamo a tutti gli alberghi aderenti ad Alberga Bici di dedicare uno sconto ai clienti di Trenitalia. Quindi chi arriva col treno a destinazione per fare turismo da queste strutture, oppure chi ha un abbonamento in corso per un pendolare che ha un abbonamento in corso per il mese in cui va a fare, il mese di validità in cui va a fare quella vacanza, oppure per i 69.000 dipendenti di Trenitalia. Quindi chiediamo a tutte le strutture aderenti di dedicare uno sconto del 10%, sempre, quindi non in alta ma stagione, 10% sulla tariffa in vigore in quel giorno. Le strutture che dedicheranno uno sconto saranno visibili dal sito di Trenitalia, o meglio, nel sito di Trenitalia ci sarà scritto questo è Alberga Bici, chi ci clicca sopra vedrà solo le strutture che fanno sconti e non gli altri, e quindi sappiamo che il sito trenitalia.com è uno dei 10 siti più visitati in Italia, ha tipo 2 milioni di visite al giorno, e quindi è un bacino di utenza grandissimo, molto importante, e riteniamo che sia un canale di visibilità importante per chi decide di entrare in Alberga Bici. Quindi è un grande impulso per il cicloturismo, che è un settore in grande espansione. Sì, per la mobilità sostenibile, quindi Trenitalia ha deciso di sostenere Alberga Bici perché vuole dimostrare che ci occupiamo tutti e due di mobilità sostenibile. La bicicletta e il treno sono assolutamente, si integrano perfettamente, sono due mezzi o poco per nulla inquinanti, e quindi è il viaggio ideale, muoversi col treno con le bici e poi muoversi sul territorio con la bici. E quindi Trenitalia ha deciso di fare una partnership con FIAB proprio per questo. Quindi gli sconti sono dedicati non solo a chi va in bicicletta, ma anche ai clienti del treno. Quindi Alberga Bici si estende, si allarga, diciamo, oltre a chi si muove in bicicletta anche a chi si muove in treno.